Si era fermato a pochi metri dal consorzio dove stava portando il suo carico, voleva controllare la motrice, ma qualcosa è andato storto ed è rimasto schiacciato. È morto così Thomas Gobbi, autotrasportatore di 35 anni. L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è avvenuto a Carpi di Villa Bartolomea nel Veronese. Thomas Gobbi era originario di Merlara, ma da qualche tempo si era trasferito a Masi con la fidanzata che era in attesa del loro primo figlio. Ieri il 35enne camionista stava effettuando una consegna di fertilizzante al Consorzio Agrario del Nord-Est quando deve aver rilevato qualche problema nella motrice. Ha fermato così il camion e ha azionato il comando per sollevarla, ma mentre stava controllando o per un errore o per un guasto la cabina si è abbassata, tornando al suo posto e schiacciando il 35enne. A dare l'allarme è stato un dipendente del consorzio che si è accorto del camion fermo in mezzo alla stradina che porta al deposito. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una passione per i camion fin da piccolo, quella di Thomas, grande lavoratore, come ricorda il papà. La famiglia Gobbi era stata segnata dal lutto già 10 anni fa, quando nel dicembre del 2015 morì un altro figlio, Kevin, appena 21enne, in un tremendo incidente stradale tra Merlara e Castelbaldo, poco lontano da casa.